Partenza ragazzo, non ti nascondo che ho una leggera tra virgolette ansia, dico tra virgolette perché non riesco a trovare un altro aggettivo. Sì, in teoria il cavo appunto che abbiamo visto che con l'amperometro mangia quei 5 ampere, il meccanico mi dice guarda qua è collegato solo l'alternatore e il motorino d'avviamento, speriamo, cioè perché non è che l'abbiamo aperto, abbiamo verificato, quindi speriamo che sia così e che quindi appunto adesso cambiando alternatore non ci sono più rotture di balle. Io ho visto che comunque l'alternatore in moto carica alla grande, il problema è quando è fermo. Comunque ho la chiave e quando arrivo a destinazione scollego subito la batteria motore, dormo davanti alla Top Group, non so perché ti racconto sempre tutto in anticipo, visto che è un video potrei fartele vedere le cose, però vabbè, sto canale è un po' così purtroppo. Bene, sono arrivato dalla Top Group e oggi, cioè no dai, a parte gli scherzi, vuoi mettere che experience far la cacca praticamente in strada, cioè con la vista proprio strada, è fantastico. Però tu mi dai sì ma no, sei dentro? Sì sono dentro, vabbè non vedi la linea, anzi la linea è quella, quindi io sono dentro per quello. Wow, c'è una bellissima serata in arrivo. A saper fare la spesa, 20,85 €. Si prospetta una serata rilassante. Poi per domani ho invitato i brugini a casa loro a mangiare la pizza. E so che salto da un punto all'altro, però volevo dirti questa cosa tecnica, informatica per i possessori di iPhone. Allora, se tu guardi nel tuo iPhone, in quasi tutti gli iPhone, c'hai le varie telecamere, ok? Poi una è il flash, poi dipende da modello a modello, e ce n'è una più piccola delle altre. Attenzione, quella è una specie di sensore per mettere a fuoco. Siccome è più bassa delle altre fotocamere, con le cover in camera un casino di polvere e quella non la togli, bisogna togliere la cover e pulire. Questo per dirti che se non la pulisci spesso avrai il telefono che non mette mai a fuoco sia per le foto che per i video, pertanto ti fa foto e video di cacca. Quindi sì, sempre applicare la prima regola del fotografo, che a parte mettere le batterie nella macchina fotografica, ok, ma a parte quello è il pulire la lente. Questa è la cosa veramente fondamentale, che io quelle nessuni tanto mi sono serrato dentro, no perché c'è gli zingari che giravano qua, hai capito, allora per quello. E la seconda regola appunto per chi ha gli iPhone è adesso pulire questo sensore, quindi mi raccomando. Qui è dove acquisterò il mio alternatore da 852 €. È vero che il video che parlava del lavoro e della favoletta della van life che vivevi d'aria è già stato fatto e forse anche più volte, però voglio ricordare per l'ennesima volta, con l'ennesimo esempio tipo questo, che sono volati per le gomme, per carità ho 6 pneumatici, e l'alternatore e la levetta degli specchietti elettrici più di 2000 €, e poi ci sarà anche il tagliando da sommare. Per fortuna ormai lo so fare da solo, quindi cambio olio, filtri eccetera lo faccio io, però comunque l'olio sono 9 kg e i filtri eccetera è un'altra bella botticina anche lì da aggiungere. Quindi insomma hai capito, se non lavori ragazzo non sta dietro alle favolette che vedi sull'internet. Le favolette che vedi sull'internet servono a chi le fa, no a te. Il gelato alla macadamia con le fragole e il cucchiaino ciucciato che sa ancora d'aglio. Spettacolo. Buongiorno Italia. Confesso che ho una leggera preoccupazione che il lavoro non venga portato a termine, che il pezzo non sia compatibile, che qua, che là, che mille cose, mille complicazioni. Insomma dai. C'est la vie, dice, credo i francesi. Beh, i tedeschi di sicuro no. Fantastico. Arrivo e i dipendenti sembra che non ne sanno niente dell'alternatore. Ho detto ma ce l'hai tu l'alternatore? Come ce l'ho io, Fioi? Cioè, porca troia. Ma guarda questo motorhome che è un Flywitch Project. Ha queste specie di tendine, che sai i motorhome di solito non hanno i parasoli, di solito perché hanno letto basculante, che vengono giù così con i braccetti verticalmente. Interessante come idea. Certo che però ragazzi, se io dico a un cliente alle 8:30, devono essere le 8:30, no alle 9:30 come adesso. Perché il cliente, che in questo caso sono io, si organizza di conseguenza, cioè digli 9:30, digli 10:30, cioè queste robe, boh. Sarà che forse esagero, dico sempre io,
troppo pignolo nel mio lavoro, a essere troppo disponibile con i miei clienti, troppo preciso, perché poi vivo la vita male. 10 in punto, 10 e mezza, e come diceva Vasco, e siamo ancora qua. E che mi perde passare per rompicoglioni, per il pignolo, cioè per solo 2 ore di attesa che sono qua fuori, però non lo so. Su tipo quei ossessivi e compulsivi, no? Che gli ha da avere il quadretto dritto, tutto preciso, e mi sto sballo dei cambiamenti dei piani mi dà un fastidio, insomma, anche perché avevo lavori da fare programmati stamattina. Se sapevo che ci volevano ore mi imbastivo l'ufficio e andavo avanti a lavorare. Magari lo farò adesso. 11 passate, ma non dico niente, sono io esigente. 11 e mezza, adesso lo portano dentro. Beh dai, solo 3 ore di attesa, così va che il mio lavoro mi consente di adattarmi e non perda tempo. Singano, com'è con l'alternatore nuovo? Ma non so cosa vuoi che ti dica, speriamo bene, porca miseria. Speriamo bene. Mamma mia, ho preso il cimice più potente di tutta la storia dell'umanità, non so neanche dov'è, mamma, di che roba. Puttana miseria. Ma a parte il cimice, cosa volevo dire? Ah sì, e prime impressioni? Allora, le impressioni è che non cambia niente, a parte il rumore, la cinghia o i cuscinetti. E vabbè, me li rivedrà magari il meccanico, sarà ora. Ma niente, ho ancora un po' quell'ansietta finché non ho la certezza che la batteria motore non mi vada giù, hai capito? Lo saprò domani mattina, saprò sta roba, perché mi ciucciava 5 ampere, quindi vedremo. Adesso stasera vado a cenare con i Brugini, magari dormo lì e dopo, sì, no, a casa dei Brugini, ma davanti dai Brugini, e dopo domani mattina vedremo. Nel senso che non sarebbe un problema loro che mi hanno montato l'alternatore, perché il problema che ciucciava i 5 A era già prima, quindi se rimane non c'entrano loro. Però contemporaneamente non posso neanche andare chissà dove, cioè affidarmi di andare chissà dove, devo stare nei pressi di un meccanico, di un elettrauto, di un qualcuno che mi dice ok, facciamo il camper, vediamo cos'è il camper, hai capito? Non è che posso fare 200 km, andarmene in Friuli o che ne so io. È ancora una situazione un po' di stallo. Questa è la molto tra virgolette area sosta camper di Este, provincia di Padova. È a pagamento, però per il carico e scarico te lo puoi fare tranquillo e andare via. Lo scarico non so come fai a farlo, cioè tipo io qui non posso, perché io lo scarico a metà camper nel lato destro, hai capito? Quindi io qua proprio non potrei scaricare. Sta marca qua mi hanno messo, non l'ho mai sentita, 852 bomboloni. Mamma mia fioi, che casini, che traffico! Adesso io abiterò qua fuori dai Brugins, dai nonno, muovite! E credo che sia sempre esaurito quel poro anima, cioè le piante singani, dei neri, de brutta gente, de strade strette, del traffico e mancanza dei parcheggi. E porca puttana, ma uno va in esaurimento, oddio buono! Speriamo. Aspetta, perché siccome devo andare a far serata coi Brugini mi porto via una crecola. Sì, è una crecola di carbone vegetale, ma sempre crecola è. No, io sono fuori, mi volevo suonare il campanello. Oddio caro, no! Sono io stesso. Ecco. Ciao Erika! Sempre bella este. Ecco qua, serata col flash. Allora, fa che pubblicità a Bruzzi Matteo. Dica qualcosa al grafico che l'ha messo insieme il blu e il rosso. Però va bene, dai. Se un giorno trovi in giro quella marolissa da rossana, le caramelle. No, ma aspetta, perché Bruzin sarà anche imbriaco, ma... Parla con fa, aspetta. Ah, ma è perché gli ha messo quelle robe che appare una moto. Che sa, una seconda batteria e anche una terza batteria. 3, 2, 1. Auguri Erika! Shh, fa pianta, su di... Ah sì, io i miei video sconclusionati. Era il compleanno dell'Erika. Pensate, Dio caro. Ho una casa in centro ad est. Cioè, guarda che roba, guarda. Ma in centro, proprio in centro, Dio caro, perché te vedi? Cioè questo è il centro del centro e a casa sei proprio in centro, proprio messo i coglioni come con te pianti i pai. Ho il supermercato, vedi, a fianco a casa mia. Ho un punto moda, che in realtà è un negozio di China, però vabbè insomma. Ho un bar, dopo ho 2 furgoni, poi ho a casa dei Brugini,
e il distributore. Ecco, questa è la mia residenza di Este. Poi c'è anche il castello e le passeggiate nelle colline, però quelli sono dettagli. Boh, forse ci siamo. Tensione batteria veicolo 13. Alle 19:30 era 13,1, però vabbè, magari ci stavo, ho spento il motore da poco, l'alternatore è appena stato montato, la batteria non è ancora carica, tante cose, è una specie di, passami il termine, è una specie di rodaggio, ok? Nel senso che certe cose devono ancora allinearsi e forse ci siamo, forse il problema è stato risolto, sì. Forse no, vediamo domani mattina, dai, però in teoria siamo stati appunto dalle 7, adesso cos'è, mezzanotte, dov'è l'ora? Maledetti imbriaghi, Dio caro. Dai, fa vedere, che ore che le... Top gruppo, auguro buon viaggio, ok, mezzanotte e 08, quindi 7 e mezza, vabbè, metti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ore, dai, in 5 ore praticamente non è andato giù, ok. E avevo un po' l'ansietta perché sai... Il camper non è l'unica cosa che ho, però è l'unica cosa che mi dà la libertà, e per libertà si intende la possibilità di vivere, diciamo, tra virgolette, da solo, e la possibilità di, tra virgolette, lavorare, ok? Nel senso, è la mia casa e il mio ufficio. Ovvio che posso vivere e lavorare da altre parti, ma non è assolutamente la stessa identica cosa, assolutamente. E quindi per me il camper resta la cosa più importante in assoluto. Poi dici, non so, la moto non è ancora arrivata alla vaschetta del radiatore, del vaso di espansione, la bici, non so, si è rotto un pedale, faccio un esempio, eccetera, chi se ne ciava, Dio caro, se sistema col tempo. Ma il camper no, il camper mi... Oddio, no, è sbagliato, forse come termine mi interrompi la vita, però mi interrompi quella routine che io mi ero creato con una determinata tattica, seguendo, diciamo, dei progetti, delle strade, con la quale io veramente ci sto da Dio, insomma, ecco, perché nulla qua è al caso, è stato tutto voluto e desiderato e raggiunto. Sì, perché intanto che mi spoglio che faccio il striptease, che col discorso qua dell'alternatore ne ho pagato le conseguenze, cioè anche a livello fisico, perché siccome sono una persona probabilmente come te, come tanti altri, ansiosa, insomma nei limiti dell'ansietà, questi contrattempi, questi incidenti mi creano molto disagio e dopo li paghi magari con colon irritabile, gonfiori di stomaco e via discorrendo, insomma, ecco, tutti quei sintomi dello stress che dopo si ripresentano, perché attenzione, stress è una parola che noi associamo al lavoro pesante d'ufficio frenetico dell'uomo d'affari, del businessman. No, in realtà lo stress è uno stato emotivo, lo stress è una reazione esagerata a un evento, ok? Lo stress può essere anche riferito a una cosa bella, tipo, non so, al tuo compleanno o al tuo matrimonio, tu sei felice, però sei tutto in stress per i preparativi, per l'ansia di questa cosa bella che sta arrivando, eccetera, quindi vai in stress, il corpo va in stress, tutto va in stress e ne paghi le conseguenze. Quindi attenzione ragazzi, quando in psicologia o in medicina si usa il termine stress, non sta assolutamente a indicare una cosa negativa, non sta a indicare il lavoro, il dovere, no, lo stress è una reazione emotiva, lo stress è uno stato d'animo. Detto questo, io e il mio filtro dell'acqua ti diamo la buonanotte e ci sentiamo domani. No, sono 6:49, se sapevo stavo ancora in letto. Buongiorno Italia, vabbè, è il momento della verità, te sai che sono ansioso. Allora, lascia stare il 13.1 perché magari era perché abbiamo spento il motore da poco, poteva essere anche 13, va bene. Ieri sera alle 19:30 e oggi ho paura, 3, 2, 1, 13, perfetto, non ho perso un cazzo. Ieri sera alle 13, oggi è 13, perfetto, era proprio l'alternatore, allora confermato che mi ciucciava 5 ampere anche col motore spento, adesso va perfetto. Ciao, mi fa tanto rumore alla cinghia, senti che roba, non so se senti, e prima non lo faceva, vabbè, lo porterò dal meccanico.
Io lo sai benissimo, lo faccio per passione, però solo per curiosità, guarda quanto lavoro c'è dietro per fare un video. Questa è la timeline del video di Napoli, del Napala. Per carità, io è da 7 anni che faccio video, quindi li faccio quasi in tempo reale. Se mi vedi montare un video prendi paura dalla velocità. Dopo ovviamente non c'è professionalità, non c'è cura per un discorso di tempo, non è il mio lavoro e quindi giustamente devo tagliare e andare più veloce possibile, diciamo, per l'editing. Buenas noches. Guido piano e ho qualcosa dentro al cuore che mistero. Non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare. Che fuori. Le passai Emilio da trovarmi e guarda cosa mi ha portato. Dopo ripassa che se bevemo do bire vere, però effettivamente forse ha ragione, è da provare, perché noi siamo abituati magari a bere della birra e del vino a volte, ripeto, a volte, solo magari per il gusto, per il fatto di piacere di bere una birra, cioè, quindi non lo so, parlo da ignorante, proverò domani, magari bere una birra analcolica sia stessa roba, non lo so. A me non piace parlare per il cazzo, io parlo sempre solo quando le cose le provo e quindi ti dico non lo so e proverò, perché non provare? Non se mia fa robe strane e bere una birra analcolica. E ti hai comportato un po' di pan, che c'è un pane caseretto, non come quel di coso. Io, che l'accoglienza furlana di Emilio. Perché dopo gli dice, no, adesso non può fare razzismo, gli dice tanto dei nostri amici del sud, sì. Ok, però anche noi qui, dai. Non è che io ho origine del sud. Il papà era campano, la mamma di San Vito. San Vito no, al tagliamento. Al tagliamento. San Vito, quello che siamo andati che l'altro giorno veda. Sì, che sei andato, che hai impostato anche la piazza, tutto quanto. Sì. Sai che stavo pensando proprio ieri, perché io ogni tanto mi faccio i film mentali, faccio i miei ragionamenti da solo. Quanto piacevole è quando un amico, un conoscente ti, diciamo, passami il termine, regala del cibo, o se invece di far pensieri, cose del genere, magari ti offre una birra o una pasta asciutta particolare, eccetera. E ora ti sei a materializzare Emilio con salame, pancetta e patate e tutto. Guarda, che non è mica solo salami, vino e birra qua. Questa è una composizione che ha fatta Emilio, me l'ha anche spiegata, però un po' velocemente, quindi proverò a ricordare. Allora, l'ha fatta lui, il tappo del vino, giustamente ricorda il Friuli, perché sai, Veneto e Friuli, tra bestemmie e vino andiamo a braccetto. E pertanto c'è la bottiglia del vino, tra parentesi un vino friulano, vedi che c'è scritto Friuli. La fortuna, ok, il cornetto, auguri di buona fortuna. Queste sono delle piume, anzi la punta delle piume di Beccazza, cioè le piume quelle della parte finale dell'ala, mi spiegava che usavano un tempo i pittori, quindi insomma fortuna, felicità, creatività. La I forse l'iniziale del mio nome, però giustamente anche lui come tutti che ha sbagliato, Yuri è almeno il mio Yuri è con la J, quindi la I lunga di Jesolo, e questa cosa, e questa non saprei dirtela. Più mi ha detto anche una cosa molto bella: se un giorno andiamo a visitare la casa di Pierpaolo Pasolini. Vedi quante cose belle può portare questo canale. Non dico che i non appassionati di Pasolini o della cultura in generale non siano delle belle persone, però se io sono attratto da determinate cose, vedi che questo canale, questo modo di esporsi mi ha portato a mostrare questa attrazione verso altre persone, le quali provano la stessa attrazione e poi si condividono, no, gli interessi. Perché no, per gli scherzi, perché tanti mi dicono sei fortunato aver tanti amici per andare in bici, per andare in moto, per far questo, per far quello. Diciamo che io ho vari interessi, sì, sono sempre stato multi interesse.
questo canale, l'ho detto già più volte in passato, mi ha dato queste opportunità, queste fortune, questi piaceri di poter vivere delle esperienze con persone sulla stessa linea d'onda. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke. Se vuoi mi trovi lì, tentato dal videopoker, ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvata mai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a SMAI. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal Pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono